Sono soddisfatti gli aderenti a USB Lavoro Privato, settore TPL, per la mobilitazione svoltasi ieri, che ha visto una delegazione convocata dal sindaco Micichè a un tavolo di confronto sulla gestione dei trasporti pubblici attualmente in mano a Tua SRL. Il nostro intervento al tavolo, dicono, è stato centrato e non privo di critiche riguardanti le diverse problematiche che abbiamo riscontrato nell'ambito della gestione dei trasporti pubblici agrigentini, ribadendo una condotta a nostro avviso discutibile della Tua, alla quale in questi anni, e nonostante le diverse segnalazioni riferimento a presumibili violazioni contrattuali rilevate nel tempo, è stato concesso di operare con affidamenti in proroga, tagli dei servizi, mancati adempimenti, l'introduzione del biglietto a tempo, mancanza di investimenti sulla sicurezza, licenziamenti immotivati di alcuni lavoratori poi prontamente reintegrati dai giudici. La nostra delegazione, dicono in una nota, ha fatto presente all'amministrazione comunale la necessità di internalizzare i trasporti pubblici, unica soluzione per evitare che tale servizio essenziale continui ad essere affidato a privati in cui l'unico scopo è il profitto a discapito di lavoratori e cittadini. Le tematiche da noi sollevate, dicono, saranno oggetto di futuri confronti con la parte politica, che ci ha riconosciuto il ruolo di unica organizzazione sindacale in grado di portare ai tavoli argomentazioni chiare e concrete sul tema. Come USB, concludono, rimaniamo fermi nella nostra posizione: la qualità del servizio e la tutela dei lavoratori e dei cittadini possono essere garantite solo attraverso una gestione pubblica e trasparente del trasporto locale.